Buonasera e benvenuti amici del Calcio a 5, eccoci collegati in diretta dal mini palazzetto Paolo Paganelli di Cesena. Sta per iniziare l'incontro tra Futsal Cesena, Pordenone Calcio a 5, girone A Serie A2 Elite. Vanno a schierarsi le formazioni in campo che saranno dirette dalla terna composta dal signor Stefano Lavanna della sezione di Pesaro, il signor Daniele Filannino della sezione di Iesi, al crono il signor Gabriele Pette di Bologna. Da destra verso sinistra il Pordenone Calcio a 5 che si schiera con divisa completamente bianca, portiere rosso, agli ordini di mister Marco Rovatin. Diamo l'elenco dei 12 e poi dopo andremo a verificare il quintetto di partenza, con 1 Vascello, con il 5 della Bianca, con il 6 Greseli, con il 9 Coren, con l'11 Stendler, con il 13 Corone, il 14 Calderone, il 17 Morson, 19 Zanolin, il 20 Bigaran, il 21 Catto e il 22 Langella. Futsal Cesena che agli ordini di Roberto Osimani si schiera con il numero 1 Montalti, il 2 Zandoli, il 5 Capitan Pasolini, il 7 Dentini, il 9 Achimi, l'11 Gardelli, il 14 Traversari, 22 Passini, 23 Pritoni, 24 Barbano, 29 Nunzi, 30 il nuovo acquisto Dario Vitale. Futsal che si presenta con la tradizionale divisa color oro per le partite casalinghe, portiere nero, mentre lo starting five del Pordenone vede, oltre a Marco Vascello in porta, Greseli, Coren, il bomber Tiren Stendler e infine, se non andiamo errati, Michele Langella con il 22. Dall'altra parte i padroni di casa partono con Montalti, Pasolini, Dentini, Achimi e Gardelli. C'è un cambio forzato nel quintetto base della Futsal Cesena, parte Capitan Pasolini perché è assente per infortunio il centrale titolare Nicolò Pieri, infortunatosi nella trasferta di Mestre di sabato scorso. È tutto pronto con la collaborazione tecnica di Cristian Chiarabini in attesa del calcio d'inizio. Ricordiamo che in contemporanea, in realtà è iniziata alle 20:15, si sta anche giocando Lecco Olimpia Regium. Tradizionalmente il venerdì Lecco e Cesena spesso aprono la giornata del girone A di Serie 2 Elite. Le altre partite che si disputeranno domani vedranno Macamprata, Mestre Fenice, MGN, Vinumita di Petrarca, Atlante Grosseto, LD, Dolomiti Energia Rovereto che ospita il Real Fabbrica. Chiudono con l'inizio alle ore 18 Montegrappa e Sens Milano. Ma ora torniamo all'attualità, partita iniziata da 25 secondi con la Futsal ora in possesso di palla, banda sinistra a cercare Gardelli, pallone largo, formazioni che in classifica si trovano il Cesena al terzo posto con 32 punti, il Pordenone proprio un punto sotto la soglia dei playoff a quota 26. Playoff che al momento vedono a quota 27 appaiati Grosseto Macamprata. In testa c'è sempre la Vinumita di Petrarca con 38 punti, segue il Lecco 36, Cesena appunto 32, MGM 2029, Grosseto Macamprata 27, Pordenone LD 26. Rovereto Olimpia Regium 25, poi un po' più staccati
Montegrappa con 20, Real Fabrica 19, Mestre Fenice 15, Sens Milano 11. Montalti va a cercare Gardelli che la mette giù, Gardelli si butta Vascello, Gardelli cerca Pasolini al centro, provvidenziale l'intervento, se non andiamo errati, di Greseli, Roch Greseli, che evita guai peggiori per il Pordenone. Hakimi in anticipo, Pasolini non la mette giù, si parte quindi con una prima azione dopo un minutino. Si era presentato tutto solo Bomber Gardelli, ma il controllo era troppo laterale. Ora Dentini cerca di andare via, lo ferma Zan Koren e guadagna la rimessa laterale. Riparte così da dietro il Pordenone, lancio lungo, nulla di fatto. Dicevamo prima di Greseli, Roch Greseli, classe 1982, che si condivide la palma di più anziano, diciamo così, in campo con dall'altra parte il neoacquisto della Futsal Cesena, Dario Vitale, anch'egli classe 1982, arrivato e tesserato proprio in queste settimane dalla formazione bianconera. Mentre vediamo Dentini in contrasto, il raddoppio di Gardelli, Dentini la scippa, poi Montalti la butta lontano sul tentativo di Koren. Dicevamo di Dario Vitale, appunto, dopo un mesetto o due di allenamenti con la Futsal, alla fine è tornato a giocare agli ordini di Roberto Osimani, giocatore che, come si usa dire in questi casi, pretoriano di mister Osimani, col quale ha condiviso tantissime squadre, soprattutto nelle Marche, giocatore marchigiano, Civitanova, Lucrezia, Ancona, Futsal Cobà. Per Vitale, sempre sotto la guida tecnica di Osimani, giocatore di grande esperienza che però ha ancora qualcosa da dare e ha deciso di mettersi in gioco e di dimostrarlo qui alla Futsal Cesena. Si prosegue intanto in campo, 2 minuti e mezzo di gioco, praticamente nulla di fatto. Ora c'è questo intervento con pallone uscito in fallo laterale, intervento di Pasolini su Greseli. In campo Bomber Stendler, 16 reti per lui, un gol in meno di Bomber Gardelli, che dall'altra parte con 17 reti è il capocannoniere della propria squadra. Hakimi fermato, attenzione Stendler, ora lo fermano in tandem Dentini e Pasolini, traversari appena entrato, la lascia lì per Dentini, può andare Hakimi, serie di finte, poi Pasolini sul secondo palo, respinto, Hakimi la ruba, Hakimi va, pallone sul fondo, occasione per Cesena che va a bussare dopo 3 minuti con una conclusione di Hakimi. Pasolini in anticipo, storico capitano della Futsal Cesena, indossa questa maglia da quando aveva 16 anni. Simone Pasolini, a parte un anno di parentesi al Forlì, ha sempre e solo giocato con la maglia della squadra cesenate. Ora Stendler su di lui, la conclusione fuori di pochissimo, soffia Montalti, conclusione angolata di Stendler che già mette le cose in chiaro. Pritoni
ora in contrasto su Koren. Pasolini in uscita, in anticipo, va il capitano, lo ferma, lo rincorre, lo ferma Koren, si riparte ora, Pordenone in avanti, pallone deviato. Corto ora per il numero 14 David Calderone, respinto, va indietro da Vascello, con il petto la butta fuori Pasolini. Ora Della Bianca in banda a sinistra per Calderone, che con molta caparbietà porta a casa un fallo laterale. Era finito nella morsa tra Pasolini e Hakimi, ma ne è uscito fuori con una rimessa in proprio favore. Stendler ora a cercare un blocco per servire il compagno, per servire Della Bianca. Facile parata di Montalti, vede muoversi Traversari, appoggia corto ad Hakimi, che va a cercare Pritoni, la mette giù Pritoni, poi c'è una piccola incomprensione tra Tilen Stendler e Vascello e sarà calcio d'angolo per la Futsal. 4:20 sul cronometro. Pritoni dalla bandierina sul secondo palo, arriva a Traversari, la parata di Vascello. Questa è un'altra buona occasione, il primo tiro realmente nello specchio della porta della partita. Traversari, poi Pritoni fuori, va a chiamare in causa Montalti, che cerca ancora Traversari davanti alla panchina ospite. Va Traversari, respinto, c'è ancora palla per Hakimi. Pritoni, conclusione, respinta. Traversari, respinto anche lui. Si difende con discreto ordine il Pordenone. Adesso Hakimi cerca di accelerare, salta il raddoppio momentaneamente, poi però perde il pallone. Ci pensa Stendler a ripulire il palleggio. Zandoli, che con Pasolini si alternerà nel ruolo difensivo centrale, stante l'assenza di Pieri. Saranno Zandoli e Pasolini, il 2 e il 5 della Futsal, a giocare di fronte a Montalti, che va ora a cercare Gardelli, anticipato di testa da Della Bianca. Si riparte con Traversari, prova ad andare, si porta il pallone fuori, ritmo ancora discreto, non è propriamente decollata la partita, si sono già viste però un paio di conclusioni interessanti per parte. Zandoli la mette giù, serve Gardelli, non passa Gardelli, guadagna rimessa. Cesena e Pordenone, che curiosamente si incontreranno di nuovo qui. Intanto Pritoni prova ad andare, palla sul fondo. Si incontreranno di nuovo qui proprio martedì, quindi praticamente fra 4 giorni, alle ore 20, per il match a eliminazione diretta di Coppa Italia. Prova ora ad andare Greseli, fermato. Spallata di Gardelli, primo fallo fischiato dopo 5 minuti e 40 secondi del primo tempo. Punizione laterale, praticamente una rimessa laterale quasi per il Pordenone. È entrato in campo Koren. Mette la barriera Montalti, parte Koren, conclusione Montalti, la respinge di pugno. Attenzione, è ancora lì il Pordenone, poi scivola Greseli con un rimpallo, conquista una rimessa la Futsal Cesena, e quindi anche il Pordenone si è fatto sentire dalle parti di Montalti. In avanti ancora la squadra friulana, poi Gardelli in pressing, che va a discutere con l'arbitro.
po' di polemica tra Gardelli e, se non sbaglio, Filannino. Poi Dentini ancora, esce Vascello, attenzione, arriva per un attimo Traversari, la porta era vuota. Poi ancora uscita alta da quest'altra parte di Montalti, vanno a terra tutti, Zandoli prosegue, serve Gardelli, adesso ritmo che si è alzato decisamente, Traversari incespica sul pallone, riparte il Pordenone, pallone ancora contrastato, Gardelli, e questa volta il fallo è fischiato a Greseli, che secondo l'arbitro ha usato le maniere troppo forti. Un fallo a testa, 6 minuti e 37 secondi di gioco. Adesso è la Futsal che usufruisce di questo calcio di punizione da comunque notevole distanza, perché saranno 16 metri dalla porta di Vascello. Va Zandoli, corto per Dentini, va Dentini, la conclusione, non c'è nessuno, si spegne sul fondo. Vascello con le mani, corto per Stendler, la mette dietro per Koren, scusate, ancora lo scambio tra i due, attenzione, si gira e con le mani Zandoli va a prendere il giallo. Si era girato molto bene Stendler, aveva guadagnato una posizione di vantaggio. Giallo potenzialmente pesante, perché Enrico Zandoli dovrà lavorare molto in difesa oggi, e Stendler non è esattamente il cliente migliore, si è già visto, si è girato in un fazzoletto e stava per partire centralmente. Ora la conclusione di Langella, Zandoli la butta in tribuna per evitare guai peggiori. Pallone corto, Gardelli capisce tutto, parte Gardelli, arrivano però in due a raddoppiare, poi arriva Dentini, prova la conclusione, c'è una deviazione, sarà di nuovo tiro dalla, diciamo così, bandierina per la Futsal Cesena, con Dentini sul secondo palo, pallone respinto, parte Stendler, su di lui Dentini, poi arriva anche Gardelli e perde il pallone, il numero 11 in maglia bianca, e riparte quindi la Futsal. Ancora Gardelli, spalle alla porta come di consueto, corto per Dentini, prova ad andare sul destro, Gardelli in area, Dentini non la prende, era una buona azione questa. Ora Stendler si gira, se ne va Stendler, attaccato da Dentini, messo giù, l'arbitro lascia proseguire, poi Koren perde anche il contrasto, protesta il Pordenone per il contatto tra Dentini e Stendler. Pasolini corto per Traversari, dietro per Montalti, alza la testa, cerca Gardelli, può andare Gardelli, era in buona posizione Vascello, Pasolini anche egli in buona posizione, Dentini, lo scambio con Gardelli, va Gardelli, supera un uomo, Gardelli per Traversari, poi bravissimo Langella in scivolata, Pasolini, ancora corner, stringe i tempi, adesso in attacco la Futsal Cesena. La conclusione ravvicinata di testa di Gardelli, respinta da Vascello, poi attenzione, pallone ancora fuori per Pasolini, Dentini, la conclusione di prima non lontana dal palo, e sono 8 minuti e più di gioco. Pasolini in anticipo, Achimi, lo scambio tra i due, Achimi si gira tra due, Achimi perde palla, Langella esce fuori per
il Pordenone che riparte con Calderone servito, pallone lungo, giro di cambi, esce anche Gardelli, fa il suo ingresso in campo. Matteo Nunzi, anch'egli arrivato da qualche partita alla Futsal Cesena, ragazzo arrivato da Real Fabbrica che sta pian pianino conquistando sempre più spazio. Ora va in pressione alta il Pordenone, va in difficoltà Pasolini che la mette, regala una rimessa laterale in posizione avanzata, pallone deviato da Dentini, quindi corner. Ancora corner dall'altra parte, quindi ancora occasione in attacco per il Pordenone. Attenzione, la conclusione della rete sul primo palo. Se non andiamo errati è stato Della Bianca, Edoardo Della Bianca, che va a segnare quindi il vantaggio del Pordenone. Si sblocca la partita, 8 minuti e 40 sul cronometro, la rete da azione d'angolo. Edoardo Della Bianca ha sfruttato una occasione per il Pordenone con quest'angolo battuto da Koren, se non vado errato, pallone che a dire il vero è passato sicuramente tra le gambe di un giocatore della Futsal Cesena, poi ha trovato un tocco sotto porta Della Bianca che ha beffato Montalti, forse un tocco deviato, non so quanto voluto, fatto sta che là il pallone si è alzato con una vera e propria palombella, ha scavalcato Montalti che nel frattempo era praticamente seduto. Quindi si sblocca la partita, Pordenone in vantaggio e Pordenone in avanti. Montalti respinge questo calcio d'angolo, palla direttamente dall'altra parte dal collega Marco Vascello, poi pallone lungo, Montalti la butta fuori, poi Achimi la conquista, subito in contrasto in due su di lui, infatti il Pordenone riconquista ancora palla. Zanolin, numero 19, classe 2007. Della Bianca, l'autore del gol, ancora cerca uno spiraglio, respinto. Eccolo qua il numero 19, Enrico Zanolin, classe 2007. Attenzione ora, conclusione bellissima di Koren sul lancio di Vascello. La deviazione di Koren, poi Montalti che ancora deve lavorare parecchio perché il Pordenone sta impegnando la porta della Futsal Cesena. Siamo praticamente a metà, 10 minuti trascorsi dall'inizio del primo tempo, sempre il Pordenone in vantaggio, ma c'è stata poco fa una parata spettacolare di Montalti su un tocco al volo di Koren di destro, ha girato un pallone indirizzato sotto la traversa, sarebbe stato un gol meraviglioso, ha dovuto volare e distendersi verso il vertice alla sua sinistra Montalti, e quindi metà del primo tempo, Pordenone che sta anche legittimando il vantaggio. Finora la partita è stata abbastanza equilibrata, ma la squadra friulana negli ultimi minuti, oltre al gol, ha prodotto anche più di un grattacapo alla porta difesa da Andrea Montalti. Ora il pallone lì, arriva Achimi, c'è un contrasto, l'arbitro dice che la rimessa è per i padroni di casa, protesta tutto il Pordenone, panchina compresa. Va ora Achimi
La conclusione controllata da Vascello, Marco Vascello, portiere del Pordenone, che ha segnato anche 3 gol in questa stagione, mentre dall'altra parte il suo collega Andrea Montalti ne ha segnati 2, quindi 2 portieri goleador per queste 2 squadre. Non è raro trovare portieri che segnano in questo sport, però 5 gol in 2 non è male. Hakimi ora passa il pallone ma non poteva arrivarci Pasolini. Nunzi, Pritoni, Hakimi, Pasolini, il quartetto di movimento della Futsal Cesena. Attenzione, ora un'altra conclusione, questa volta sempre di Della Bianca. Facile la parata di Montalti, Della Bianca, Stendler, Langella e Calderone invece in campo a 9 minuti dal termine del primo tempo per il Pordenone. Nunzi dietro per Hakimi, va Hakimi ben contrastato, però lo raddoppiano, perde palla, arriva Pasolini, passa il pallone ma non arriva da Hakimi, può partire Stendler, bella intuizione ora per Langella, arriva Montalti ma il pallone era già molto esterno, finisce praticamente tra le braccia del collega del secondo portiere Jacopo Pazzini. In tribuna si ripartirà con una rimessa laterale per la Futsal, che deve inseguire il Pordenone, che è scappato via con una rete sotto porta da parte di Della Bianca. Otto e 42 al termine, batte una rimessa laterale praticamente sulla 3/4 d'attacco Hakimi, arriva Pritoni, la conclusione a lato. Attenzione, il raddoppio di Della Bianca con un rinvio del portiere. Della Bianca anticipato di testa, ha preso l'angolino, pallone che è finito esattamente sotto la traversa, si è infilata, doppietta per il Pordenone che scappa via. 11 minuti e 30 secondi di gioco del primo tempo, Pordenone 2, Cesena 0. Incredibile traiettoria, colpo di testa di Della Bianca in anticipo su Zandoli e pallone che si è infilato proprio disegnando il 7 alla destra di Montalti, che non ha potuto farci nulla, e quindi il Pordenone è in vantaggio 2-0 ora. Gardelli suona la carica per i suoi, conclusione centrale, c'è Stendler che è finito a terra nel contrasto. Reazione immediata della Futsal, ma sono 2 le reti da recuperare. 7:50 da giocare nel primo tempo, il Pordenone è avanti 2-0. Ci sarà ora da attendere, dovrà restituire il pallone, se non sbaglio, Pritoni al Pordenone, perché era finito a terra Stendere nel contrasto. Arriva l'addetto al campo, l'infinito Roberto Tonetti per la Futsal Cesena ad asciugare il parquet del mini palazzetto Paolo Paganelli, e si può ripartire con il Pordenone che manovra ancora, lancio lungo, Pritoni in anticipo, pallone mantenuto in campo da Hakimi, cerca di entrare centralmente Gardelli, lo ferma Koren. Futsal sotto di 2 reti in casa davanti al proprio pubblico. Pritoni, Hakimi, conclusione respinta. Pritoni, corto ancora per Hakimi, corto per Gardelli, deve girarsi Gardelli, Vascello con i piedi.
occasione per la Futsal Cesena con Gardelli che è riuscito a girarsi bene, ma nulla di fatto. Montalti lungo direttamente tra le braccia di Vascello, che tra l'altro è anche il capitano del Pordenone. Zandoli, poi Stendler la tiene in campo, anzi Greseli, scusate, questo Stendler che affronta Pritoni, va sul sinistro, Pritoni lo contrasta. 13 minuti di primo tempo e time out chiesto dalla panchina del Pordenone per studiare uno schema su questo calcio d'angolo. 13 minuti in vantaggio il Pordenone sulla Futsal Cesena, 2-0, doppietta di Edoardo Della Bianca, classe 97. Pordenone che nel match casalingo di sabato scorso è uscito sconfitto per 5-3, ha fatto bottino pieno l'MGM 2000, mentre la Futsal Cesena è reduce dal rocambolesco pareggio contro il Mestre Fenice sul campo del Mestre Fenice per 4-4. Futsal che ha letteralmente buttato via 3 punti, a un certo si è trovata in vantaggio per 4-0 nel secondo tempo. Poi, a testimoniare che questo girone A di Serie 2 Elite è particolarmente equilibrato e le sorprese non mancano, il Mestre Felice con grande volontà e caparbietà non si è arreso ed è arrivato a pareggiare la partita portando a casa un punto che obiettivamente dopo i primi 20 minuti effettivi di gioco sembrava molto lontano. Corner, anzi rimessa laterale per il Pordenone, pallone sul secondo palo, arriva Dentini, poi Traversari va Traversari, ha sbagliato la giocata Greseli, ha regalato il pallone a Traversari che è uscito in contropiede, è partito velocissimo il numero 14 della Futsal Cesena. 13 minuti e 10 secondi, accorcia le distanze la Futsal, rete di Ricky Traversari, contropiede 2 contro 1, c'era anche Gardelli, Traversari è andato dritto per dritto, è entrato in area, obiettivamente c'era poco da fare per Vascello perché il classe 2005 della Futsal ha concluso con un destro angolato, ha avuto tutto il tempo di calibrare, prendere la mira. Quindi quando mancano 6 minuti e 20 al termine cambia il risultato. Attenzione però, ancora avanti il Pordenone, la conclusione di Koren, Traversari, sempre lui fa muro, si ripartirà con una rimessa laterale in zona d'attacco per Greseli, eccolo che va a battere, quindi a 6 minuti poco più dal termine c'è ancora molto da scrivere in questa partita. Ora Traversari va, si accentra, cede a Dentini, lo scambio tra i due, si muove sempre in posizione centrale Gardelli, lo cerca Zandoli, respinto, pallone per Montalti che va a cercare sempre lungo Gardelli e Vascello deve salvarsi in rimessa laterale. Dentini subito per Traversari, passa il pallone, Stendler, lunghissimo pallone sul quale per poco non ci arriva Michele Langella e quindi 5:35 fa di nuovo il suo ingresso in campo il classe 2007 Enrico Zanolin per il Pordenone, eccolo che affronta il 2005 della Futsal Cesena. Traversari prova ad andare, si accentra Traversari, Zanolin porta via il pallone, molto bravo, può andare Stendler, ora lo inseguono in due, Zandoli bravo a rubare il pallone e poi lotta tra il numero 11 bianco e il numero 2 in maglia oro, l'arbitro dice che è fallo di quello in maglia bianca. Riparte la Futsal, 2 falli a testa a 5 minuti
e 10 secondi al termine, ma quello che conta è il risultato. 2-1 per il Pordenone. Eccolo qua, Dentini che cerca Traversari, lo scambio tra i due leggermente troppo lungo e avrebbe avuto un'autostrada verso la porta di Vascello. Dentini riparte ora però il Pordenone, sempre Koren dall'altra parte per Greseli, non la mette giù, è sempre il numero 9 in maglia bianca, quasi sempre lui l'addetto a battere i calci piazzati, angoli laterali e punizioni per la squadra friulana. Fa il suo ingresso in campo l'autore della doppietta della bianca, mentre tra le file della Futsal rientra in campo Pritoni, perde palla però Hakimi, ancora bravo Zanolin a guadagnare un altro possesso. Koren ora sfida Pritoni, va al centro Pritoni, il contrasto, attenzione ora Montalti non si avvede, ma era in agguato Calderone che ha toccato il pallone e che è finito sul fondo, ma aveva letteralmente sorpreso il numero 1 del Cesena. Ora Zandoli con le buone e con le cattive si libera di Calderone, pallone per Montalti, ora attenzione la schiena di Calderone, poi Montalti arriva sul pallone, piccolo rischio per la Futsal. Pritoni, prova ad andare Pritoni, rimpallo su Koren, arriva ora Vascello, alza la testa Vascello, attenzione, è un tiro in porta, Montalti la deve parare, era un tiro vero e proprio. Montalti dall'altra parte, anticipato Traversari, Zanolin, su di lui Hakimi, alla meglio il numero 9 in maglia oro, Zanolin lo trascina a terra, l'arbitro è lì, fischia fallo, 3 minuti e 42 da correre ancora nel primo tempo, terzo fallo fischiato al Pordenone. Zanolin non è d'accordo, ma si prosegue. Pritoni, Zandoli a cercare Traversari, ci arriva Traversari, su di lui della bianca, va Traversari sul secondo palo, la vede dopo Hakimi, un'altra bella azione del numero 14 della Futsal. Zandoli ora non si fa superare, però attenzione perché arriva Hakimi in ritardo, butta giù Langella e quindi terzo fallo anche per il Pordenone a 3:20 dal termine. Ora perde palla il Pordenone, Langella dice che non è riuscita, esce Zandoli, rientra Pasolini, 3 minuti e poco più da giocare in questo primo tempo che alla fine ha riservato comunque diverse occasioni. Pritoni ora mastica un po' il pallone, poi salta di testa, riceve Traversari, su di lui della bianca si arrangia in fallo laterale, chiama un movimento Youssef Hakimi che va a battere per Pritoni, lo scambio tra i due. Hakimi, attenzione Langella, non si fa superare, difensivamente il 22 del Pordenone, baricentro basso, non è facile da superare. Hakimi da quest'altra parte per Pasolini, alza il pallone, troppo lungo per tutti. Vascello con le mani, lunghissimo, Calderone non la riesce a controllare. 2:40 al termine. Pasolini, Montalti, lungo, dritto per Traversari, troppo lungo, può partire Stendler dal basso, la gioca bene per Calderone, si fa sentire Pasolini che porta a casa il quarto fallo a 2:25 dal termine. 4 falli fischiati al Pordenone, 3 alla Futsal. Hakimi scambia con Pritoni, vede il movimento di Traversari che torna indietro, lo scambio con Pritoni, prova ad andare Pritoni, Stendler lo respinge,
però il pallone è ancora per la squadra di casa con Traversari, va Traversari, salta il diretto avversario, va Traversari sulla sinistra, Traversari finisce a terra, sbilanciato, reclama un fallo, l'arbitro dice che non è come dice lui, discussione tra arbitro e giocatori e comunque nulla di fatto perché la palla è per il Pordenone a 2 minuti esatti dal termine, anzi 1:59. Pasolini in anticipo, Traversari la perde, Traversari, attenzione, Stendler può andare, Traversari intervento da dietro e si alza il cartellino giallo. Quarto fallo anche per la Futsal, è andato un po' in ritardo, troppo in ritardo Ricky Traversari, secondo ammonito dell'incontro, tutte e due per la Futsal, sia Zandoli che Traversari sul taccuino del direttore di gara. Adesso è 4 falli pari, ma è sempre avanti il Pordenone 2-1 con Stendler ora che lotta con Pasolini, poi c'è il raddoppio di Hakimi che riesce a conquistare il pallone, attenzione Pasolini la mette giù, la mette per Hakimi, va Hakimi ma se la porta fuori, aveva fatto un bel gioco di gambe Youssef Hakimi sul laterale ma l'arbitro era lì, il pallone è uscito, rientra in campo Cristian Gardelli a 1:40 dal termine, alla ricerca del pareggio la Futsal Cesena, mentre il Pordenone finora si è difeso anche con un discreto ordine. Ora Hakimi può andare centralmente, Hakimi torna sul sinistro, scivola, cerca lo spiraglio, Stendler lo ferma. 1:25 ancora in avanti la Futsal con Dentini per Hakimi, esce Stendler su di lui, Dentini su di lui Della Bianca, prova ad andare sul destro Dentini, il pallone è lì, Della Bianca si difende e conquista una rimessa efficace in difesa, il numero 5 autore della doppietta che permette al Pordenone di tenere il vantaggio per 2-1, lancio lunghissimo, il ponte di Koren, non poteva arrivarci Zanolin, quindi a 1 minuto poco più dal termine del primo tempo la Futsal cerca di nuovo di far ricevere palla al pivot, difende bene ora il Pordenone, lancio lungo Pasolini in anticipo, Dentini però non la controlla, (58 secondi di cronometro), 4 falli pari ma 2 reti a 1 per il Pordenone. Vascello, è un tiro e infatti Montalti deve parare al 19° minuto e 10 secondi, un tiro di Vascello. Vascello, ricordiamo, autore di 3 reti in questo campionato, si vede che la porta la sente perché ha già calciato almeno 2 volte mirando e colpendo lo specchio della porta. Anche questa volta Montalti ha dovuto difendersi, anche adesso Montalti, sempre Koren dai piazzati ha mirato letteralmente lo specchio, Montalti ha dovuto deviare per non fidarsi. Pordenone ancora in avanti, Zanolin la porta via, attenzione, 40 secondi al termine, chiude in attacco il Pordenone. Della Bianca per Koren, si accentra come al solito Koren, poi si riporta sul sinistro e va a segnare il 3-1 con il pallone che passa sotto le gambe di Montalti, ed è il terzo gol del Pordenone. Il sinistro di Koren si è accentrato sul destro, poi è tornato sul sinistro, questa volta Montalti è stato beffato con un pallone che lo ha trafitto sotto le gambe e quindi a 33 secondi dal termine una mazzata per la Futsal Cesena con
il 3-1 firmato dal numero 9 Koren. Pasolini ora la mette lì per Hakimi, respinto, corre il cronometro, 15 secondi, troppo largo il pallone, finirà in attacco il Pordenone che ha colpito nel momento più importante, al tramonto del primo tempo, e finisce così la prima frazione con il Pordenone in vantaggio per 3-1. Doppietta di Della Bianca, rete di Koren sul finire del primo tempo, ha segnato il punto per la Futsal Cesena Traversari. A più tardi per il secondo tempo.
Rieccoci qua, pronti per il secondo tempo tra Futsal Cesena e Pordenone. Tutto pronto al centro del campo per la seconda frazione. Primo tempo che ha visto chiudere in vantaggio il Pordenone, 3-1. Pordenone che è scappato in avanti con la doppietta di Della Bianca, poi traversari per doppietta segnata all'8° e all'11° minuto, poi il gol di traversari per il Cesena che ha dimezzato lo svantaggio al 13° e infine al tramonto del primo tempo è stato Koren a infilare la porta di Montalti per il 3-1 che adesso mette il Pordenone in relativa posizione di vantaggio. Due reti di vantaggio in questo sport non sono tantissime, però nel primo tempo tra le due squadre il Pordenone ha dimostrato di avere le idee più chiare della futsal, che a livello offensivo obiettivamente ha prodotto poco rispetto innanzitutto agli standard abituali e rispetto agli avversari. Quindi squadra di Osimani che adesso deve assolutamente cambiare marcia per per riuscire a infilare la porta di Vascello che peraltro si è sempre disimpegnato con una certa puntualità, si è sempre fatto trovare molto pronto soprattutto a livello di posizione. Ora Hakimi si accentra, pallone deviato, parte subito all'arrembaggio la futsal, seconda conclusione consecutiva da fuori di Hakimi, 1 minuto di gioco del secondo tempo e già 2 conclusioni per la futsal che deve ovviamente stringere i tempi. Il tempo c'è, però 2 reti di svantaggio non sono pochissime da rimediare. Serie di conclusioni quindi di Hakimi da fuori dopo 1 minuto per cercare di mettere in difficoltà il Pordenone. Ora Gardelli raddoppiato, la mette fuori per Hakimi che la deve prendere perché Montalti non può certo rigiocarla. Dentini, lo scambio con Hakimi, poi dentro ancora per Gardelli, si gira Gardelli e questa è una bella conclusione. Al secondo minuto di Gardelli, quindi suona la carica decisamente la futsal Cesena ora in questi primi 2 minuti scarsi di secondo tempo. Hakimi ora scambio di posizione con Pasolini che è costretto a lavorare, perde palla Pasolini, attenzione Langella, protesta il Pordenone, l'arbitro lascia correre. Poi Dentini da terra riesce a servire Gardelli che conquista una rimessa laterale in fase d'attacco. Le proteste del Pordenone per un contatto molto sospetto da parte di Pasolini sull'Angella che gli aveva portato via il pallone. Nulla di fatto, va Hakimi, conclusione, respinto da Stendler.
Riparte ancora la Futsal. Attenzione della Bianca in anticipo, non può però proseguire con il pallone. Pallone ora che si impenna, lo controlla Montalti, mentre riparte Hakimi. È difficilissimo trovare spazi, marcatura, difesa a rombo molto attenta del Pordenone, zona con cambio, credo. Hakimi da quest'altra parte per Dentini, prova ad andare Dentini, su di lui Koren, fa sentire il fisico, lo contrasta efficacemente, mentre Calderone la mette giù, arriva Dentini però gliela porta via, poi arriva Della Bianca, si lotta ora, ci si scontra e si esagera un po'. Volano i cartellini gialli, 3 cartellini in un'azione, storie tese tra Calderone, Dentini e Gardelli. Sono arrivati gli arbitri, li hanno ammoniti tutti e 3, hanno fischiato fallo, credo che il fallo sia stato fischiato alla Pordenone, quindi sarà punizione per la Futsal. Il 7 e l'11 della Futsal ammoniti, quindi Gardelli e Dentini, e ammonito anche il 14 e quindi David Calderone per il Pordenone. Obiettivamente è stata una fiammata, perché la partita finora era stata tutt'altro che cattiva, non era volata una mosca, poi questo parapiglia e gli arbitri, secondo me giustamente, hanno sventolato i cartellini per non sapere né leggere né scrivere e calmare immediatamente gli animi. Vascello ora, conclusione alta, ora il Pordenone in questi primi 4 minuti, 3,53 per la precisione della ripresa, ha un po' rinunciato ad attaccare, un po' per la pressione della Futsal che deve rimediare 2 gol di svantaggio. Pritoni, conclusione, la devia in corner il portiere in maniera abbastanza evidente, gli arbitri dicono che è rimessa dal fondo. Vascello stava quasi per dare la palla a Pritoni per battere il corner, l'hanno visto tutti tranne gli arbitri. Ora attenzione però il Pordenone in pressione alta che spaventa Hakimi, la rimedia la Futsal, Pritoni a cercare male Traversari. 4 minuti e 20, confusione nell'attacco della Futsal, anche se un minuto fa c'è stata una conclusione di Pritoni molto pericolosa per la squadra di casa, che è ancora sotto 3-1, avanti il Pordenone, che batterà sempre con Koren una rimessa laterale. Si muove Della Bianca, Koren all'indietro per Stendler, affrontato da Pritoni, va a cercare Zanolin, lo scambio con Stendler che cerca di prima Della Bianca, respinge in qualche modo Zandoli. Della Bianca dentro per Stendler, esce basso Montalti, lo anticipa. È una bella combinazione questa per il Pordenone. Hakimi ora davanti alla porta, non si intende con Pritoni, mette fretta il Pordenone con una pressione molto alta. Era partiti i primi 4 minuti più arretrata la linea difensiva dei friulani. Attenzione Zanolin, destro, era libero Zanolin, ha colpito male
Ora Traversari sbaglia il pallone, sempre Zanolin con calma, poi ora la butta via della Bianca e Montalti che va a cercare e a guadagnare, a trovare un corner non molto precisa. La Futsal in fase di attacco, ad essere sinceri, ci vuole sicuramente più precisione. Traversari ora perde la maniglia, la riconquista Traversari, la mette sul secondo palo, non ci può arrivare Pritoni. Crea sempre qualcosa Ricky Traversari, riesce sempre ad essere abbastanza efficace, sicuramente il più efficace dei suoi davanti. Vascello ora, adesso Vascello calcia veramente lontano il pallone, quasi proprio a regalarlo alla Futsal per poi invitare la squadra di Osimani a subire il pressing alto. Ora il pallone arriva a Pritoni in banda destra, dietro per Dentini, lo scambio tra i due, viene servito Gardelli, il pallone rimane lì, Gardelli serve ancora Dentini, la conclusione di Dentini, pallone sul fondo. Le sta cercando di provare un po' tutte la Futsal, ma è veramente difficile superare la difesa del Pordenone. Ora attenzione, Langella in pressing su Traversari, Vascello lungo, Montalti la mette fuori, poi c'è un contrasto tra lui e Della Bianca, non succede nulla, può andare Traversari, attenzione, Traversari per Pritoni. La rete della Futsal Cesena, ancora dai piedi di Ricky Traversari. Avevamo detto poco fa che era assolutamente il più positivo dei suoi in avanti, ha preso palla, ha messo a sedere il diretto avversario, poi ha alzato la testa, ha visto arrivare Jacopo Pritoni sul secondo palo, servito praticamente a porta vuota, non poteva sbagliare. 6 minuti e 20 sul cronometro, accorcia ancora le distanze la Futsal, 3-2. Attenzione, Zanolin scappa, Zanolin chiama Montalti alla parata. Pordenone ancora più vivo che mai, partita ancora tutta da vedere, da giocare. Mentre tocca il primo pallone con la maglia della Futsal Cesena, Vitale. Traversari, va via ancora Traversari, poi il pallone rimane lì, arriva Zanolin che lo butta in tribuna, ma c'è niente da fare quando la palla arriva al numero 14 in maglia d'oro. Succede sempre qualcosa di bello per la Futsal. Vitale ora per Traversari, conclusione immediata, alto. Adesso si scalda il pubblico del Pala Paganelli. 13 minuti esatti al termine, quindi c'è ancora una vita. Pordenone avanti 3-2, ha accorciato le distanze Jacopo Pritoni poco fa. Ecco, dicevamo appunto di Vitale che ha fatto il suo ingresso in campo, il suo esordio con la sua nuova maglia. Dario Vitale, ora però gli è stato chiamato un cambio nella rimessa, ma il Pordenone butta via questo pallone. Calderone non poteva arrivare sul suggerimento di Greseli, poi di nuovo pallone lungo dalle parti di Vascello che cerca ancora Calderone che la mette giù, poi si fa sentire Dentini, porta a casa la rimessa alla Futsal, cercato e trovato Gardelli, Gardelli spalle alla porta, Gardelli, Greseli, poi Calderone, poi ancora la Futsal con Achimi, prova ad andare via Langella che come al solito è difficilissimo da superare, il numero 22 del Pordenone. Ora Pritoni dietro, Montalti deve agire in fretta, attenzione Greseli, lungo per Calderone, su di lui un contatto sospetto di Dentini, poi il contatto anche tra Kozer e
tra Koren, scusate, e Pritoni. Si alza un altro cartellino giallo, fischiato fallo, è il primo fallo del secondo tempo quando mancano 12 minuti e 11 secondi al termine. Avanti ancora il Pordenone 3-2. Ora punizione per la Futsal Cesena da molto lontano, fallo di Koren in contrasto su Pritoni. Prima c'era stata una protesta da parte del Pordenone per un contrasto di Dentini su Calderone in barriera. Hakimi alla battuta, parte Hakimi, la respinge Stendler, poi ancora Hakimi per la Futsal. Gardelli si sovrappone Hakimi, Gardelli però la cede all'indietro per Dentini e prende un fallo. Fischiato fallo a Greseli, si arrabbia molto il numero 6 della Futsal. L'arbitro ora fa retrocedere addirittura di 2 metri il punto di battuta. Era molto più vicino all'area di rigore, vabbè, non è questo il particolare che fa la differenza. Proteste però di Greseli che ha contestato la decisione dell'arbitro. Comunque calcio di punizione, Hakimi e Gardelli per la Futsal Cesena. La battuta, parte Gardelli, lascia lì il pallone, va a postarsi sul secondo palo, poi la puntata di Hakimi dritto in bocca a Vascello che cerca ancora da lontano Montalti, lo costringe a rimanere in porta. Sono passati poco più di 8 minuti, si è decisamente incendiata ora la partita con la Futsal che rincorre per rimontare un gol di svantaggio. Va Pritoni, banda a destra, il padrone Jacopo Pritoni. 11:40 al termine, pareggiato l'incontro. 3-3 il risultato sul tabellone. 8 minuti e 20 del secondo tempo, chiama time out mister Rovatin dopo che il Pordenone ha subito la rete del 3-3. Splendido assolo di Pritoni sulla destra, è andato via partendo davanti alla panchina ospite, ha saltato il diretto avversario che tra l'altro è Koren, che ha difeso benissimo fino a questo momento, e poi ha infilato Vascello con un esterno di sinistro raso terra diabolico diretto all'angolino basso. Vascello probabilmente non se l'aspettava, ha perso quella frazione di secondo. Il pallone è passato, si ricomincia ora dal centro del campo, mentre Montalti deve fare anche le pulizie per ripulire il parquet, e si riparte ora, perfetta parità, 3-3. Montalti va alla conclusione tra le braccia del collega Vascello. Ora il Pordenone in possesso di palla, Pritoni su Stendler, si è visto spesso questo accoppiamento. Pritoni ora gliela porta via, arriva Hakimi come una furia, guadagna la rimessa. Scusate, non era Stendler, era credo Koren. Ora Futsal in possesso di palla, Hakimi lunghissimo, non c'è il riferimento centrale, ci sono i due laterali. Hakimi ora che va sopra la testa di Stendler, fallo netto. È il primo fallo della ripresa fischiato alla Futsal Cesena, 11 minuti al termine, con il fallo di Hakimi. 2 i falli fischiati al Pordenone, ma mancano 11 minuti. Tantissimi cartellini gialli, ben 3 in una sola azione di gioco, 2 per il Pordenone, mentre Della Bianca lascia la conclusione a Koren. Attenzione allo schema,
del Pordenone. Per poco Stendler non si trovava a porta vuota. Pritoni poi cerca Traversari, affrontato da Della Bianca, raddoppio su di lui, arriva Pritoni ancora, salta il pallone, arriva Hakimi, Traversari, conclusione sul fondo. A 3 a 10:40 dal termine. Zandoli per Hakimi ora, e adesso la tensione sale notevolmente. Traversari ora litiga col pallone, regala la palla al Pordenone. Koren a battere per Stendler, gran palla per Della Bianca. Traversari ci arriva di testa, la mette in fallo laterale, sventa il pericolo, è praticamente un regista arretrato. Stendler ha una tecnica eccezionale, il numero 11 del Pordenone, è capace di servire da tutte le parti compagni. Attenzione, Koren va sulla destra, Traversari lo deve inseguire perché è già andato via e ha già dimostrato tutta la sua pericolosità in occasione del terzo gol, segnato a 30 secondi dalla fine del primo tempo, il numero 9 del Pordenone. Ora va lui a battere, il pallone va direttamente sul fondo. Zandoli ora per Hakimi. 10 minuti esatti, siamo all'ultimo quarto di gara. Traversari capisce tutto Della Bianca, parte Della Bianca, conclusione di Della Bianca. Zandoli ora, Traversari la tiene, Traversari dall'altra parte per Pritoni, può andare Pritoni, può sfidare Greseli, attenzione Pritoni, Traversari, c'è uno spirario, arriva Stendler, capisce tutto, la butta in fallo laterale. Ancora Futsal in avanti, Traversari sul pallone, 9:40 al termine. Hakimi, palla per Zandoli che tocca male. Attenzione a Vascello con le mani, Montalti con calma, non troppa perché passano i secondi, deve calciare come viene, palla praticamente da un archero all'altro, da una porta all'altra. Ora attenzione perché Pordenone che conclude un altro giro di cambi, rientra in campo Langella, nella Futsal rientra in campo Gardelli. 9:14 al termine, perfetta parità, 3-3. Un'altra bella partita qui al mini palazzetto, piena di occasioni ed emozioni. Gardelli ora non la controlla, poi Filannino decide che la rimessa è per la Futsal Cesena, quando sembrava evidente che l'ultimo tocco fosse di Gardelli, e Dentini conclude alto. Piccole imperfezioni da parte della terna arbitrale che secondo me nelle decisioni importanti non ha mai sbagliato, però ogni tanto qua e là c'è stato qualche decisione un po' discutibile. Però attenzione ora, Calderone in uscita, Montalti, Calderone, palo del Pordenone, la palla è ancora lì, poi viene fischiato un fallo probabilmente per carica al portiere. Terzo fallo fischiato alla Pordenone, ma occasione clamorosa per il Pordenone dopo 11 minuti e 13 del secondo tempo. Palo pieno di Calderone che è andato con una caparbietà notevole, si è trovato prima tu per tu con Montalti che l'ha respinto in uscita bassa, è tornato sul pallone praticamente calciando da terra. Numero 14 del Pordenone ha colpito il palo pieno, quindi attenzione ora, Gardelli, Dentini, il vantaggio della Futsal.
Incredibile la più elementare legge. 11:30 sul cronometro del secondo tempo, ribaltata la partita da parte della Futsal Cesena. 5 secondi prima il Pordenone aveva colpito un palo a porta praticamente vuota con Calderone. L'azione successiva, giocata di Hakimi, pallone per Gardelli, sponda per Dentini che è arrivato da dietro, fari spenti, sinistro di prima intenzione da praticamente dentro l'area, non poteva farci nulla Vascello e quindi cambia ancora il risultato. Mancano 8 minuti, stavolta in vantaggio la Futsal per 4-3. Secondo tempo scoppiettante a dir poco tra Futsal Cesena e Pordenone Calcio 5. 8 minuti esatti sul cronometro, ancora in avanti la squadra di casa, si discute sulla distanza, ma è incredibile quello che è successo. Palo della squadra ospite, vantaggio per la squadra locale, il tutto nel giro di meno di 20 secondi. La legge spietata dello sport, del calcio in particolare, a 5-11 che sia. Dentini, l'autore della rete, poi il rilancio lungo, come tantissime volte si è visto. Le due squadre si sono affidate spessissimo ai rinvii lunghi dei propri portieri. Vedete adesso Vascello lunghissimo, poi però attenzione con le mani sbaglia Montalti, va Stendler, giocata per Della Bianca, non ci può arrivare. Altra giocata raffinata di Stendler, pallone obiettivamente troppo lungo per il numero 5 Della Bianca, non dimentichiamo autore della doppietta che aveva portato in vantaggio il Pordenone. Discussioni ora da tutte le parti. Allora ricapitoliamo. Innanzitutto mancano 7 minuti e 23, sta 4-3 per la Futsal Cesena. C'è stato un contatto Della Bianca in contrasto, in ritardo su Dentini, fallo e giallo, e fin qui è il terzo fallo per il Pordenone e anche il terzo ammonito per la squadra di Rovatin. Fallo evidente, non cattivo, è arrivato semplicemente in ritardo Della Bianca, Edoardo. Poi sul proseguimento dell'azione pare ci sia stato un contrasto, io obiettivamente non l'ho visto perché stavo guardando quello che succedeva tra Dentini e Della Bianca, contrasto di Hakimi su un avversario, non ho capito quale, è stato proprio il cronometrista, perché la faccenda poi è avvenuta di fronte al tavolo, a richiamare l'attenzione dell'arbitro, quindi giallo anche per Hakimi. Quindi tantissimi gialli per la Futsal, sono tantissimi gli ammoniti della Futsal, sono 5 con questo. Tre gli ammoniti per il Pordenone, quindi 8 gialli, anche se ripeto al di là di un paio di screzi non mi è sembrata una partita esattamente cattiva, anzi ora c'è un fallo netto però di Hakimi, quindi il quarto fallo è stato fischiato al Pordenone, scusate, e a 2 falli va adesso la Futsal. 7 minuti e 15 secondi al termine. Ora è il Pordenone che deve inseguire per la prima volta dall'inizio della partita. È il Pordenone che si trova in svantaggio, aveva condotto anche con 2 reti di margine la squadra friulana, poi nel secondo tempo la doppietta di Pritoni e la rete di Dentini hanno completamente ribaltato le sorti della partita. Ora 7 minuti al termine, si riparte in campo per il Pordenone Greseli, Langella, Coren e Della Bianca. Dall'altra parte Pasolini, Pritoni, Traversari che va a battere questa rimessa e Cristian Gardelli. Pallone respinto da Vascello
Greseli, la alza, arriva Langella che è sempre una spina nel fianco, ora però Della Bianca gli dà una palla impossibile da raggiungere. Ennesimo contrasto vinto dal numero 22 del Pordenone, pallone ora per Gardelli, impossibile da raggiungere. Scorre il cronometro, 6:40, rientra in campo Stendler, rientra in campo Zanolin, poi Greseli, su di lui Pasolini. L'arbitro è lì, nulla di fatto, si prosegue con Traversari, attenzione Traversari deve liberarsi del pallone, poi è libero Montalti che alza questa traiettoria per direttamente in fallo laterale. Zanolin scatta, lo insegue Pritoni, attenzione, colpisce di testa Pritoni e Montalti deve distendersi per prenderla. Nel frattempo andiamo a vedere che succede a Lecco. A Lecco è successo che ha vinto l'Olimpia Regium 5-3, vittoria importantissima e abbastanza fuori pronostico per l'Olimpia Regium, che ha battuto a domicilio il Lecco per 5-3 e quindi stop imprevisto per la formazione lacustre e vittoria, 3 punti importantissimi per la squadra emiliana del patron Sagaria. Montalti lunghissimo per la testa di Gardelli, poi serie di contrasti, poi c'è un contrasto, va a terra Pritoni. Adesso il clima si sta un po' troppo arroventando, peccato, perché la partita, ripeto, nonostante i tantissimi cartellini gialli sventolati, era stata giocata secondo me con una certa enfasi, ma non con cattiveria. E adesso è stato fermato il gioco, non è stato fischiato fallo perché altrimenti sarebbe stato il quinto per il Pordenone. È stato semplicemente fermato il fallo perché Pritoni aveva subito un contrasto alla testa. Ora si riparte, ci ha pensato Roberto Tonetti a ripristinare il parquet in condizioni accettabili e ora Pritoni tenta di controllare questo pallone, arriva su di lui Stendler, deve affrettare i tempi il Pordenone perché mancano poco più di 5 minuti, deve rimediare un gol di vantaggio. Greseli, su di lui Pasolini, gliela porta via Pasolini, poi arriva Stendler, serve Della Bianca, va Della Bianca a contrasto di Traversari, la tiene dentro Montalti, efficace l'azione di Traversari. Montalti ora calcia lunghissimo, alto. Partita che si è molto spezzettata dopo che nei primi 10 minuti del primo tempo il ritmo era veramente salito. Attenzione, Langella tenta la fuga, pallone largo, 4-3 risultato, 4:42 secondi al termine, 4 falli per il Pordenone, 2 per la Futsal. Greseli ora in anticipo su Traversari, la mette in fallo laterale, non sapeva dove si trovava il compagno di reparto, ha preferito così. Dentini, Traversari a spazio, si accentra Traversari, respinto. Ora attenzione, Langella, Della Bianca, però c'è Pritoni che ripulisce il palleggio per Traversari. Dentini, una finta, va Dentini, si accentra Dentini, poi ancora per Pasolini, Pritoni. 4 minuti e 10 al termine, 4-3 per la Futsal, palla dietro per Montalti che la butta via letteralmente in tribuna, proprio dalle parti dello storico dirigente e accompagnatore Stefano Valentini. Riparte però a 4 dal termine il Pordenone,
Stendler, corto per il compagno, per Koren, contrastato da Traversari. Greseli, Dentini in scivolata, lo ferma Ciccio Dentini, è salito di giri Ciccio Dentini in questo secondo tempo, come un po' tutta la futsal cesena. Koren, attenzione, ancora una finta, non ci casca Prittoni, poi arriva Dentini il raddoppio, arriva anche Prittoni, il pallone esce, è rimessa per il Pordenone. 3:34, scorre il cronometro, palla sul secondo palo, Pasolini in qualche modo la addormenta per le mani di Montalti, lungo per Dentini, non la può controllare. 3:25. Traversari per Prittoni, conclusione alta. Stendler ora, Koren, Greseli, conclusione, parata di Montalti col ginocchio, meno di 3 minuti al termine. Pordenone ora che ci mette tutte le energie, Stendler alla rete, ancora da calcio d'angolo, ancora una grave distrazione della futsal cesena. Pareggia il Pordenone a 2:50 dal termine, 4-4, gol di Stendler. La seconda rete da calcio piazzato subita dalla futsal, che è un po' il problema di questa stagione. Fallo di Hakimi, terzo fallo. Ora il cartellino anche per Rovatin, reo di aver protestato perché chiedeva invece il secondo cartellino per Hakimi. Terzo fallo. Ha pareggiato il Pordenone a meno di 3 minuti dal termine con Stendler, quindi per risultato di perfetta parità. Gol numero 17 in stagione per il bomber del Pordenone, e ancora parata di Montalti sulla conclusione di Koren da lontano. Quindi Pordenone che non ci sta, Pordenone che se la vuol giocare tutta fino alla fine. 2 minuti e 30 al termine. Tocco di Pasolini, proteste del Pordenone, poi Dentini la calcia via. Adesso l'inerzia è più per la squadra che viaggia, galvanizzata dal pareggio di Stendler 30 secondi fa. 4-4 il risultato, 3 falli futsal, 4 Pordenone. Dentini lunghissimo, Traversari non la tocca. 2-14. Ora Koren, su di lui Traversari in contrasto. Poco più di 2 minuti al termine. Attenzione che il Pordenone ne vuole provare tutte per portare a casa e fare bottino pieno. Hakimi, Dentini, Gardelli va, Gardelli si allunga troppo il pallone, poi Vascello per Della Bianca. Palla ora per Cesena, Dentini a cercare Gardelli, attaccato da Stendler, il raddoppio di Koren però sarà rimessa in avanti a 1:35 dal termine per la futsal, con Traversari su Greseli, lo ferma Greseli, la mantiene in campo, può partire Della Bianca,
prova la conclusione toccata Montalti in due tempi. Traversari, prova ad andare Traversari, Hakimi respinto, 1:15 al termine. Dentini, pallone per Gardelli, mezzo a due Gardelli, trattiene il pallone Stendler col corpo, inevitabile il calcio di punizione a 2. Un minuto e 07 dal termine. Vola un cartellino rosso all'indirizzo del tecnico del Pordenone Rovatin. Stefano Lavanna, l'arbitro della sezione di Pesaro, non ne poteva più, era già stato ammonito l'allenatore del Pordenone qualche minuto fa, a un minuto dal termine è stato espulso. Ora c'è un calcio a 2 per la Futsal Cesena ai 10 metri, Dentini sul pallone, la rincorsa di Gardelli e la traversa, la palla è entrata, la palla è entrata. Il signor Filanino di Iesi era in linea con la porta e ha indicato immediatamente il centro del campo. 1 minuto e 05 al termine. Cambia ancora il risultato. Attenzione ora, portiere di movimento Zanolin in campo. Ricapitoliamo, bolide di Gardelli, Futsal in vantaggio 5-4, 1 minuto dal termine. Portiere di movimento per il Pordenone Zanolin, ecco che tocca palla, Della Bianca, Greseli, Della Bianca, 50 secondi, Gardelli! 6-4. Esplode il palazzetto dedicato alle memorie di Paolo Paganelli, la doppietta di Gardelli in 20 secondi, la Futsal avanti 6-4, il Pordenone non molla, ancora Della Bianca, Zanolin, Della Bianca 35 secondi, Greseli, poi Zandoli, la butta via, 31 secondi. Ancora Zanolin, Pordenone in avanti col portiere di movimento, 20 secondi, Greseli, Zanolin, palla sotto, passa il pallone, non ci arriva Della Bianca, 16 secondi. La doppietta di Gardelli per riportare avanti la Futsal, lunghissimo il lancio di Montalti, Greseli la allunga in corner, 13 secondi, la Futsal Cesena vede il traguardo ma mani ancora sul manubrio perché si è visto di tutto nel Futsal. Hakimi dietro per Montalti per far passare i secondi, 9, 8 e stavolta la Futsal Cesena torna alla vittoria in casa, dà continuità ai risultati positivi. Batte dopo una vera e propria battaglia il Pordenone che ha giocato una partita straordinaria. La Futsal con tantissimo cuore, tantissima volontà porta a casa i 3 punti. Obiettivamente il Pordenone meritava di più perché ha giocato una grande partita, soprattutto un grande primo tempo. La squadra friulana ha avuto ragione, la fiducia incrollabile della squadra di Osimani che chiude con risultato di 6-4 e conserva il terzo posto in classifica. Da Alessandro Mambelli con la collaborazione tecnica di Cristian Chiarabini vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buona serata.